Continua la battaglia sostenuta direttamente anche da Rete Veneta per salvare l'Archivio di Stato di Bassano, garante della memoria e della storia dell'intero territorio. Il grido d'allarme era partito da chi dirige l'Archivio di Stato di Via Beata Giovanna, Giovanni Marcadella, che oltre al rischio chiusura della sezione bassanese aveva denunciato a suo tempo il fatto che la struttura fosse ormai satura, locali non più sufficienti a raccogliere la miriade di documenti custoditi. E si era lanciata l'ipotesi di spostarlo all'ex caserma Montegrappa, oggetto di accordo tra Demanio e Regione, come abbiamo in più occasioni annunciato nei nostri TG, dove creare un polo archivistico. Oggi dicevamo continuiamo senza paura questa battaglia per difendere la sezione bassanese dell'Archivio di Stato, una questione in merito alla quale più di un anno fa si era espresso lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia attaccando i tagli sconsiderati di Roma. Bassano sta diventato il totem, l'emblema di quello che di male sta facendo questo governo. Il Tribunale, i Carabinieri, ora l'Archivio di Stato, e ho l'impressione che qualcuno non abbia ben chiaro cosa significhi Bassano e quante potenzialità abbia poi per il territorio veneto. E vorrei ricordare a Roma che Bassano è un grande pagatore di tasse perché è un bel distretto industriale e a Roma questo dovrebbero saperlo o quantomeno ricordarselo.